Hanno ridotto le risorse agli enti locali. Mi raccomando di farla brava. Sì, io adesso come voterei indipendenza, ma non perché lo sono lei, ma perché siamo stufi. Ma guarda che sai che nella mia lista, nella coalizione ci sarà una lista autonomista? Perché io credo nell'autonomia, però non prendendo in giro i veneti, facendo una proposta che so che il governo può accogliere. E in bocca al lupo, la ringrazio. Coraggio, guarda che ti sosteniamo. Grazie. Ne ho fatti già 110 in 20 giorni, per cui guarda, determinazione e tempra, piccola ma forte. Centro di orientamento e sia in collegamento non solo con le scuole ma anche con i centri per l'impiego, perché tanti giovani sono veramente disorientati. Finalmente il pulmino pulito, meraviglioso. Si è abusato dell'alveo pensando che fosse proprietà dell'uomo e lì si è fatto di tutto e di più. Cioè noi abbiamo cementificato la nostra regione più di ogni altra in Italia ed è a causa anche della cementificazione dissennata che noi viviamo, abbiamo vissuto tragedie come quella che ha coinvolto il vostro territorio. E voi l'avete capito che il popolo non gli state più simpatico al popolo, voi politici. Perché non state facendo niente? Non è vero, a un candidato presidente della regione come sono io, cosa chiede? Mi dica lei cosa Ma sa chiede? che io non ho più fiducia nella politica e questo è il problema. Voi parlate bene ma razzolate. No, ti smentisco, così lei sta parlando con il primo politico che si è dimesso da un posto sicuro per affrontare la campagna elettorale che 5 anni fa Luca Zaia ha fatto da ministro dell'agricoltura con l'autobus. Quindi attenzione, non siamo tutti uguali, no, tanto ciao. Domanda che lei fa, prossimo presidente della regione, come amministratore, qual è la domanda? Perfetto, autonomia quindi. Perché senza i soldi non facciamo più niente. Luca Zaia dà 2 incarichi dirigenziali, uno alla persona che si deve occupare di anticorruzione. Viene indagato dopo qualche mese per turbativa d'asta. L'altro lo mette a dirigere un ufficio affari istituzionali nell'ambito dei lavori pubblici, scarcerato da pochi giorni e di nuovo in attesa di processo sempre per corruzione. Abbiamo avuto lo scandalo della Treviso Mare una settimana fa. Se questa è politica, voi saprete poi giudicare. Arrivederci.